C'era un giovane dal cuore buono, nato in una terra lontana, piena di sole e sabbia. Si chiamava Marco. Cresceva con occhi attenti e anima silenziosa. Guardava il cielo e sentiva nel cuore che c'era qualcosa di più grande, qualcosa che ancora non conosceva. Sua madre si chiamava Maria. Era donna forte, credente, con fede profonda. Gli raccontava le storie dei profeti e lo portava nel tempio, dove imparava la legge antica. Marco ascoltava, ma sentiva che mancava qualcosa. Il suo cuore cercava una luce più viva, una verità che potesse riempire ogni angolo dell'anima. Un giorno incontrò un uomo diverso da tutti, un uomo con occhi profondi, pieni di cielo e mare. Si chiamava Pietro. Era amico di Gesù, il figlio di Dio. Con parole semplici ma forti, Pietro parlava dell'amore vero, del perdono, della vita che non finisce. Marco ascoltava e il suo cuore ardeva. Quella luce che cercava, ora la vedeva. Quella verità che mancava, ora la trovava. Da quel momento Marco non si staccò più da Pietro. Lo seguiva ovunque, come un figlio vicino al padre. Scriveva tutto ciò che Pietro raccontava su Gesù. Ogni parola, ogni gesto, ogni miracolo. Il Vangelo che oggi porta il suo nome nasceva proprio da quell'amore, da quella fedeltà, da quella sete di luce. Marco non era solo uno scrittore. Era anche un uomo che sentiva forte la voce di Dio dentro. Voleva che tutti conoscessero quella speranza che aveva cambiato la sua vita. E così lasciò la casa, lasciò la sua terra e partì. Arrivò in Egitto, in una città piena di statue e palazzi, dove tanti cuori erano spenti. Iniziò a parlare di Gesù. Camminava per le strade, bussava alle porte, abbracciava i poveri, consolava i malati. Le sue parole toccavano le anime come carezze di vento sul grano. Pregava con lacrime, parlava con amore. E il miracolo accadde. In quella città nacque una nuova comunità, una famiglia di cuori che credevano nella speranza, una chiesa viva, costruita non con pietre, ma con fede. Ma il male non dorme. Il buio odia la luce. Alcuni uomini non sopportavano quel messaggio d'amore. Volevano spegnere la voce di Marco. Una notte lo presero con forza, lo legarono con corde e lo trascinarono sul terreno duro, pieno di sassi. Ogni passo era dolore, ogni respiro una ferita. Ma Marco non gridava. Guardava il cielo. Sapeva che il suo tempo stava finendo, ma il suo cuore non aveva paura. Fu portato in una cella buia. Solo il silenzio lo accompagnava. Ma proprio in quel silenzio una luce apparve. Era un angelo. Gli parlava piano, gli asciugava il volto. E poi, nel cuore della notte, sentì la presenza più dolce. Era Gesù. Lo guardava con amore, lo chiamava per nome. E Marco capì che era arrivato il momento di tornare a casa, nella casa del Padre. La sua anima volò, leggera come vento d'alba. La sua voce però non si spense. Rimase nel Vangelo, rimase nella preghiera, rimase nei cuori. Il suo corpo, un giorno, fu portato lontano, in una città fatta d'acqua e ponti. Lì riposa, nella chiesa che porta il suo nome. E ogni volta che si apre il Vangelo, è come se Marco parlasse ancora, con parole semplici ma piene di fuoco. Per chi vuole conoscere Gesù, basta leggere il Vangelo di Marco. In quelle pagine c'è luce, c'è amore, c'è verità e c'è il cuore di un uomo che ha donato tutto, senza paura, per farci conoscere il volto del Signore.